Ciao a tutti amici di Archiassarrabus, oggi una nuova puntata dove vi presenterò un nuraghe che a me piace tantissimo, ma soprattutto per la posizione e per il fatto che mi abbia fatto dannare per trovarlo. Infatti ho dovuto eseguire 2 spedizioni molto complicate prima di riuscire a raggiungerlo. Sta di fatto che si trova sopra quella collina. La cosa mi interessava perché nel libro di Ledda, nel censimento archeologico, parlava di 2 nuraghi molto vicini, a 100 metri l'uno dall'altro, e andremo a vedere come sono fatti. Siamo nel confine tra il territorio di Castiadas e il territorio di Muravera. Proprio queste colline qua alla mia destra cosa fanno? Suddividono il territorio. Dietro di me Costa Re, c'è il mare, quindi lì su Monte Sette Fratelli e lì in mezzo tutta Castiadas. E da quella parte un altro nuraghe molto interessante che è quello di Otigedus. Questa è la zona di Otigedus. Allora, dovete sapere che qua non esiste il sentiero, bisogna andare un po' a sentimento, oltre che un periodo era tracciato, quindi parlo di 4 anni fa, quando era stata la prima volta in cui sono salito. Adesso non lo so, quindi sarà complicato anche oggi, credo proprio di sì, però più o meno ho le indicazioni nella mia memoria, quindi a tra poco. Non vi ho detto come si chiama questo nuraghe si chiama Shushu, che in sardo vuol dire crollo. Infatti come vedete di nuraghe ne è rimasto ben poco, ma ne vale veramente la pena arrivare fin lassù. E questo farebbe parte del primo sentiero primitivo originario, il cui sentiero arriva fino all'altro nuraghe che sta più o meno a 400 metri di distanza, che è quello di Modizzi. Si sale. Sono giunto alla prima cima, non è stato difficilissimo, però la vegetazione si è chiusa, il sentiero tracciato non è più visibile, quindi tutto bene ma non benissimo. Eccomi qui, sono arrivato al valico. Questa qui è una zona dove si sta in piano, c'è una sorta di passaggio in mezzo alle rocce e adesso invece devo salire lì su. Questa è una scalata, non esiste un passaggio semplice, questo non è un nuraghe per tutti, ecco, diciamo così, mentre il sentiero passerà da sotto, ma sarà molto più semplice. Ci sono quasi. Da qui vedo Montenay, dove c'è l'alto insediamento, e poi tutta la costa fino a Villa Simius in pratica, con l'isola di Serpentara. Eccolo qua finalmente, uno dei primi muri di questo nuraghe, che come potete vedere è molto nascosto dalla vegetazione. Sono delle pietre molto grandi, guardate qua che dimensione. Questa è veramente enorme, guardate questa qui, sarà lunga quanto me questa, bellissima, veramente delle rocce gigantesche, ed è veramente pericoloso anche giocare troppo qua tra queste rocce perché c'è molta vegetazione. Starò molto attento e vedrete purtroppo il minimo, però è giusto documentare anche questo nuraghe con questa vista qui. Poi vedete quella verso ovest, questa è quella verso est. Continua la mia passeggiata verso nord, costeggiando una vera parete quasi verticale. Io vedo altre mura qua sotto, è interessante, è veramente interessante a livello di struttura complessa. Queste fanno parte delle mura principali della torre 1 o torre 2 che sia, e qua potete vedere tra parte del paramento murario. Praticamente erano 2 torri principali con intramezzate da altre strutture in mezzo. Eccoci qua. Prima di farvi vedere cosa troviamo di fronte, faccio vedere queste mura. Sì, questa è una struttura circolare con grossi conci, quindi pietre grandi, si vede ben poco,
si vede veramente ben poco, ma la struttura è veramente grossa. Guardate qua che grandi pietre e che giro fanno. È largo, ci avrà un diametro almeno di 8 metri. Qua casco dentro e qua c'è una sorta di scalinata che è completamente nascosta dalla vegetazione. Guardate, guardate qui. Pronti? 3, 2, 1. Questo muro si vede, vero? Questo muro ha diversi conci, diversi filari che va alto per diversi metri. Staccherà oltre 5 metri di altezza con questa vista panoramica mozzafiato. Potete vedere qui in mezzo, tra una torre e l'altra, tante testimonianze di strutture. Io ci sto passando dentro. Vedete? Guardate. Filari murari con pietre molto grosse. Guardate qua, chiudeva un altro ambiente. Si chiudeva un altro ambiente. E poi mi sto avvicinando all'altra torre, forse la torre principale o la torre nord, possiamo chiamarla insomma in diversi modi. Non sono mai riuscito a salire lì sopra perché c'è un impedimento di tipo vegetativo. Io sono alto 1,82 m e questa sale per altri 2 metri quasi, qua forse poco meno, però si accosta alla parete rocciosa naturale, questa, e lo chiude. Il muro chiude questa parete rocciosa. La parte circolare continuerebbe qua dentro, ma vedete quanto è difficile penetrarvi dentro. Adesso voglio farvi vedere la zona ovest, cerco di non farmi male. Guardate qua in mezzo la dimensione di questi conci, delle piatabande enormi che chiuderebbero il cerchio, la circonferenza di questa torre, e qua sotto la dimensione del crollo e di tutte anche le strutture che si vedono sotto. Però la cosa principale è la parte di crollo che dà il nome a questo nuraghe, un nuraghe Shushao crollato. Quanto sono grandi questi conci, guardate qui, guardate quanto crollo. E all'interno di questo nuraghe tutto intorno non ho trovato nessun coccio, però vedete, doveva essere bastionato, cioè ci doveva essere un bastione che univa la parte nord del nuraghe, quindi la torre nord, a quella sud, che poi in realtà è un po' diverso l'andamento delle torri. Però guardate questa qui, bella, che dà sulle spiagge di Costa Rica che si vedono laggiù. Spero che vi dia l'idea della dimensione passata di questa torre, molto grossa. Lì delle mura che passavano a chiudere questa parete qua, la parete verso nord-ovest, e tutto questo crollo. È difficile esplorare questo nuraghe. Come avete visto, le due torri non sono a 100 metri di distanza, né quella a nord né quella a sud, ma credo che ci sia un errore di 1,0, cioè una decina di metri, insomma, un po' di più, però non di certo 100 metri. Io sono contento di essere risalito qua dopo 4 anni, mi godo un po' il silenzio e questa vista
mozzafiato del mare prima poi di rientrare a Roma, quindi da Marco è tutto, vi saluto, ciao!